Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora imperversa, diciamo, quello che nella vulgata giornalistica è lo scontro tra politica e giustizia, nei fatti imperversa una storica anomalia italiana, diciamo dal 1992, cioè lo sconfinamento dell'organo giudiziario nel potere politico, con una parte di esso, ovviamente non tutto, ma la parte più ideologizzata di esso, che ogni volta che a maneggiare le leve del governo è un partito, una coalizione, un leader ideologicamente avverso, piega l'iniziativa giudiziaria a una ratio politica. Ormai è evidente, l'ultima notizia di questi giorni è questa mail di questo esponente di Magistratura Democratica che definiva nella fattispecie la Meloni più pericolosa di Berlusconi, e invitava quindi a porre rimedio. E in effetti la presidente di Magistratura Democratica, Silvia Albano, ha posto rimedio, perché ricordiamo che è colei che ha sospeso l'accordo Italia-Albania relativo ai primi migranti, che tutti sarebbero, come dire, tutti provenienti da paesi non sicuri, e quindi questo accordo è inapplicabile. Quindi Magistratura Democratica ha posto rimedio, come diceva un suo esponente, abbastanza in fretta. In tutto questo bailame, che obiettivamente anomalo per una democrazia liberale, emerge un dettaglio tragicomico, nel senso che ha una prima interpretazione comica, ma poi nasconde l'ideologia di fondo che muove certe toghe, perché oggi per il giornale pubblica parte delle motivazioni proprio della sentenza, secondo cui questi migranti vengono da paesi non sicuri e quindi non possono essere portati in Albania. A firmare questi documenti ufficiali è la presidente della sezione immigrazione del Tribunale di Roma, Luciana San Giovanni, che è la superiore diretta della famosa Albano, presidente di Magistratura Democratica. La stessa San Giovanni, peraltro, aveva già emesso un comunicato stampa dove diceva: impossibile riconoscere come paesi sicuri gli stati di provenienza delle persone trattenute. Cioè, da subito molto loquaci questi giudici, queste magistrate, e come dire, immaginiamo che obiettività di giudizio avranno coltivato, visto che hanno subito esternato le loro posizioni. Ma la cosa più istruttiva sono appunto alcune motivazioni, riferite soprattutto a quelli dei migranti che erano cittadini bengalesi. Ci sono due motivi sostanziali per cui Bangladesh non è definito un paese sicuro. Uno riguarda le discriminazioni a cui è soggetta la comunità LGBTQ. Qui dobbiamo metterci d'accordo, nel senso che se si cercano standard, se si vuole che paese sicuro sia solo quello che rispetta gli standard occidentali in tema di diritti LGBT, non esistono paesi sicuri al di fuori del vituperato Occidente. Cioè, l'Occidente è messo sempre sul banco degli accusati, il retrivo colonialista suprematista Occidente è l'unico che rispetta tout court i diritti delle persone omosessuali o non eterosessuali, al di là dell'ideologia poi LGBT. Ma se si cerca quel rispetto integrale dei diritti, bisogna accogliere tutto il resto del mondo, perché da nessuna parte c'è un rispetto come per fortuna c'è in Occidente. Ma la cosa di gran lunga più divertente e istruttiva è che alcuni di questi immigrati dal Bangladesh sono, virgolette nei documenti, sfollati climatici. È per questo che non è un paese sicuro il Bangladesh, perché alcuni sono sfollati climatici, non ci siamo svegliati in una, come dire, distopia orwelliana che prevede una neolingua politicamente corretta che nemmeno Orwell aveva previsto, lo hanno scritto davvero. Non possono essere portati in Albania perché sono sfollati climatici. Quindi tutti i paesi non sicuri sono quelli in cui fa caldo, sostanzialmente. Fa più caldo della norma, dove ci sono fenomeni climatici tropicali, insomma, e anche in questo caso, estremizzando, potremmo dire che bisogna accogliere tutta l'Africa quantomeno, ma non solo, tutti i paesi in cui, come dire, imperversa
il cambiamento climatico, quindi tutti i paesi, perché il cambiamento climatico, che è diverso dall'ideologia apocalittica del riscaldamento globale che ci condurrebbe all'estinzione come specie o come pianeta, che è una follia, i cambiamenti climatici esistono da quando c'è il pianeta e quindi noi dovremmo accogliere tutti gli sfollati climatici della Terra, perché poi c'è sempre questo retropensiero, per cui il gretinismo è una delle facce del politicamente corretto, c'è sempre questo senso di colpa per cui l'uomo occidentale con la sua bieca, malvagia civiltà industriale è colpevole dell'inquinamento globale, anche quindi del cambiamento di clima, e quindi lo deve espiare accogliendo tutti gli sfollati climatici che ha generato, perché poi questa è l'ideologia di fondo. Cioè le toghe d'assalto hanno sostituito l'ideologia rossa degli anni 70 con l'ideologia gretine arcobaleno. Quindi i paesi non sicuri sono tutti quelli dove non c'è rispetto dei diritti LGBT come li intendiamo noi e dove fa caldo. E quindi lì, tutti gli sfollati climatici del pianeta hanno diritto di essere accolti in Italia. Capite che veramente, se non fosse una tragedia perché ha a che fare con le nostre vite, sarebbe una strepitosa farsa